E ora un servizio, un'intervista Gruppo per il Cambiamento Portogruaro. Siamo con Ludovica Blasa, Gruppo per il Cambiamento di Portogruaro. Parliamo di giovani opportunità, opportunità di lavoro, ovviamente per quello che riguarda il nostro territorio. Come ben sapete, trovare lavoro in Italia oggi, soprattutto per noi giovani, è diventata una chimera. Infatti, se andiamo a scorrere le statistiche, possiamo vedere che i giovani in cerca di occupazione superano il 12%. Possiamo anche inoltre vedere che un giovane su due è precario. Infatti i fortunati che trovano lavoro di solito sono assunti con un contratto a tempo determinato, mentre per i giovani che non lavorano né studiano le statistiche sono allarmanti. Un altro dato allarmante è la situazione dell'occupazione femminile, dove la precarietà supera il 48%. Anche il portoghese non è stato esonerato da questa gravissima crisi, dove troviamo un bollettino di guerra. Infatti troviamo più o meno un migliaio di persone che sono senza lavoro o in mobilità. Il lavoro dovrebbe rappresentare la prima risorsa per lo sviluppo di un paese, invece, come possiamo vedere, questo non sta succedendo. Quindi i suggerimenti che posso dare io su questo argomento possono essere intanto da parte della comunità europea e dello Stato italiano un aiuto per le aziende per abbassare il costo del lavoro. Poi vanno incentivate le aziende ad investire sui giovani, e anche le scuole devono fare la loro parte rendendo obbligatori gli stage formativi presso le aziende. Questi sono solo dei suggerimenti che una giovane come me può dare in modo da evitare la fuga dei giovani all'estero, come ad esempio hanno fatto tanti miei amici che, non trovando lavoro, sono dovuti andare via dall'Italia.